Ha lasciato la capitale Tripoli per riuscire a ripartire per l'Italia da un altro aeroporto libico rimasto aperto. Bruno Ferrarese è un imprenditore veneto arrivato in Libia per una fiera internazionale e, come molti altri italiani, si è trovato in mezzo a momenti di vera e propria guerriglia portata avanti dai ribelli. Stiamo bene perché non siamo più a Tripoli. Adesso sono a Misurata, fra qualche ora prenderò l'aereo per Roma, quindi sembrerebbe che la cosa si stia chiudendo nel migliore dei modi. Ecco, ricordiamo che Tripoli Misurata si è effettivamente. dovuto spostare sostanzialmente per il fatto che a Tripoli è stato bloccato l'aeroporto e quindi ha cercato l'accesso migliore per poter tornare in Italia più presto. Sì, allora, sì, questa è la giustificazione tecnica, no? Perché l'aeroporto di Tripoli è chiuso, quello di Misurata invece no. Tripoli comunque è una città, diciamo, calda, sicuramente calda, perché hanno sì firmato una tregua a queste appunto, bande armate, no? Queste milizie, però non si sa per quanto tempo possa tenere. Ha Che la temuto per la fiera sua vita, avete avuto momenti di particolare tensione, sparatorie o altro? A mezzanotte è iniziato lo scontro armato tra due milizie, una governativa e una invece, chiamiamola indipendente, anche tanto integralista, no? Musulmano integralista, con granate, tra gli attivisti. Ecco, il nostro hotel era dirimpetto all'ambasciata italiana, quindi in centro. A noi addirittura è andata anche bene perché altri hotel hanno evacuato tutti i nostri ospiti e ci li hanno fatti scendere negli scantinati, quindi la notte appunto chiusi negli scantinati. C'è una data certa, un orario certo di partenza per il suo rientro in Italia, quindi ha Misurata in questo momento? Sì, allora dovevamo partire questa mattina alle 8:30 per la Tunisia, poi il volo invece è stato spostato di addirittura 12 ore. E a questo punto qua invece piatto piano prenderemo altri voli e alla sera tarda arriveremo a Roma.